Una buona giornata, bentrovate, bentrovati, prima edizione. Oggi è martedì 5 agosto. Siamo in diretta come sempre per raccontarvi le notizie da tutto il territorio della nostra regione. Notizie che oggi aprono i giornali, quella del fatto di cronaca avvenuto a Montebelluna. È morto un 34enne dopo un incendio divampato in una casa disabitata proprio a Montebelluna. Le immagini che arrivano anche dai vigili del fuoco e dai vicini di questa casa, che a quanto pare non erano al corrente abitasse all'interno l'uomo rimasto vittima, pare sia morto a causa dell'esalazione dei fumi. Ovviamente la dinamica è ancora tutta da accertare. Tra poco avremo in collegamento proprio da Montebelluna la nostra Daniela Sizia con Simone Merlo, che ci spiegheranno nel dettaglio quanto accaduto questa notte. Ma la cronaca che tiene banco è anche quella che ci arriva dalle strade. Sono settimane da bollino rosso e nero sulle strade di tutta Italia e anche ovviamente in quelle del Veneto. Vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi gli incidenti avvenuti nelle autostrade. Noi oggi andiamo a Valbrenta perché è stato trovato privo di sensi ai piedi di un albero nel suo giardino un uomo di 79 anni che ora lotta tra la vita e la morte. Sta lottando fra la vita e la morte Antonio Mocellin, 79 anni, di Valbrenta, trovato privo di sensi dai familiari nel primo pomeriggio nel fazzoletto di verde dietro casa. Quando è stato trovato l'anziano non dava segni di vita ed è stato sottoposto a una lunga rianimazione sul posto da parte dei sanitari del SUEM accorsi nell'appezzamento a ridosso della sua abitazione in via 11 dicembre a Campolongo sul Brenta. Quel che è successo a Mocellin resta al momento un mistero. Sulle prime si era parlato di una caduta dall'alto mentre potava una pianta, ma pare che l'uomo fosse a poco più di 1 metro da terra quando è caduto e soprattutto sembra che non presentasse traumi o fratture tali da far presupporre un infortunio dopo un volo di qualche metro. È possibile ipotizzare che Mocellin, conosciuto in paese con il soprannome di Giannino, sia stato colpito da un malore. Particolarmente lunghe e complesse sono apparse fin da subito le operazioni di soccorso, poi l'anziano è stato portato all'ospedale di Bassano del Grappa, dove è arrivato in codice rosso e in condizioni gravissime. Subito la notizia di quanto è accaduto si è sparsa in paese e in tutta la valle, dove l'uomo è molto conosciuto e stimato per la sua partecipazione alla vita della comunità in termini di volontariato, protezione civile e impegno con gli alpini. In via 11 dicembre è arrivato anche il vice sindaco per portare l'affetto della Valbrenta ai familiari. Noi siamo vicini alla sua famiglia soprattutto, ma soprattutto a lui. È una persona che è importante per la nostra comunità perché è sempre disponibile, fa parte degli alpini, della protezione civile, della Proloco. È una persona che noi ci contiamo tanto e speriamo che non sia niente di grave. Abbiamo visto la famiglia, tanta gente si è fermata qui, quindi non solo la comunità, anche proprio il quartiere, la frazione che vive di queste figure. Sì, sono delle figure importanti che all'interno di ogni comune ci dovrebbero essere. Noi ce le abbiamo diverse di queste figure e lui è una di queste figure importanti. Così dunque da Valbrenta andiamo a Padova perché è stato sorpreso a spacciare cocaina proprio davanti agli occhi degli agenti della squadra mobile il 60enne di origine marocchina arrestato in via Facciolati in centro a Padova. Era una loro vecchia conoscenza e per questo, vedendolo passare in bici più volte nello stesso tratto di strada, gli agenti della squadra mobile hanno ben pensato di non perdere d'occhio il 60enne marocchino notato in via Facciolati a Padova. L'intuito ha funzionato e non appena i poliziotti hanno visto l'uomo scambiare un involucro con un giovane, sono intervenuti e li hanno fermati entrambi. Oggetto dello scambio era una dose di cocaina di circa mezzo grammo venduta per 40 euro. Portata in questura, per lo straniero è scattata anche la perquisizione a casa, dove gli agenti hanno sequestrato altre 20 dosi di cocaina per un peso complessivo di quasi 1 etto, nascoste in camera da letto oltre a 2 bilancini di precisione e a quasi 400 euro in contanti. Il marocchino era già stato arrestato e condannato sempre per detenzione e spaccio di stupefacenti, una prima volta nel 2011 e una seconda nel 2016. Dopo l'ennesimo arresto è stato sottoposto ai domiciliari con l'ausilio del braccialetto elettronico.
Così a Padova andiamo nel Vicentino, una base per lo spaccio di droga è stata scoperta e smantellata dalla Guardia di Finanza, serviva per fornire di dosi il centro storico e la zona rossa, arrestati 2 uomini. Un punto di smistamento di droga in pieno centro storico individuato dagli uomini delle Fiamme Gialle di Vicenza, un appartamento che serviva per distribuire le dosi di stupefacenti nelle aree circostanti e per la zona rossa di Viale Milano. I finanzieri hanno arrestato un cittadino nigeriano intento a confezionare dosi di eroina, cocaina e crack che stavano per essere immesse sul mercato. È il secondo arresto compiuto a seguito delle perquisizioni di un altro appartamento poco lontano dove gli agenti hanno individuato un quarantenne intento a spacciare sostanza stupefacente. Complessivamente sono stati sequestrati 200 grammi di droga suddivise in 77 dosi. Lo stupefacente era confezionato in ovuli di celofane e palline termosaldate. Oltre al materiale per il confezionamento, i finanzieri hanno sequestrato 900 euro in contanti. L'uomo arrestato è stato accusato di traffico e detenzione di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. Denunciato alla prefettura anche una terza persona come assuntore. Rimaniamo nell'ambito della sicurezza e dei controlli delle forze dell'ordine. Da Vicenza ci spostiamo a Treviso perché veniva usato all'interno di un negozio di parrucchieri uno shampoo fuori legge che è stato sequestrato dalla polizia locale, che si è mossa dopo la segnalazione di alcune clienti, una in particolare dopo la seduta aveva perso intere ciocche di capelli. Irritazioni al cuoio capelluto, arrossamenti persistenti e in almeno un caso la perdita di capelli, intere ciocche rimaste letteralmente in mano, un salone degli orrori più che di bellezza, stando almeno alle segnalazioni di alcune preoccupate clienti arrivate agli agenti della polizia locale di Treviso che così hanno fatto irruzione in un negozio di parrucchiere nel quadrante di Via Roma. Abbiamo trovato diversi prodotti cosmetici tipici, diciamo, di chi fa come attività quella di parrucchiere, però evidentemente tra alcuni di questi c'era qualcosa che non andava e alcuni prodotti infatti non erano a norma e per questo sono stati sequestrati. Non rispettavano la normativa europea ed evidentemente era molto opportuno toglierli dal commercio. 7 flaconi di shampoo posti alla fine sotto sequestro con all'interno sostanze espressamente vietate. In campo anche gli ispettori del servizio igiene e sanità pubblica dell'ULSS 2. Ora il titolare, un cittadino straniero, rischia grosso anche la sospensione dell'attività. Ma come primo effetto immediato c'è la condanna della Confartigianato Imprese Marca Trevigiana con il presidente del gruppo Benessere Gian Antonio Papa che denuncia troppa concorrenza sleale e abusivismo. Da qui l'appello, quello di rivolgersi a professionisti seri e qualificati. Da parte sua la polizia locale annuncia una nuova stagione di controlli. L'attività di monitoraggio, in questo senso di controllo e vigilanza, verrà fatta anche su altri negozianti o operatori di questo tipo, in maniera tale da assicurare all'utenza la massima sicurezza. Rimaniamo nel Trevigiano, come annunciato in apertura della nostra prima edizione. Ci colleghiamo con la nostra Daniela Sizia. Simone Merlo da Montebelluna, un incendio devastante in una casa disabitata nella notte, è morto un 34enne. Tutti gli aggiornamenti con Daniela Sizia. Daniela, buongiorno. Buongiorno Edi, buongiorno anche ai telespettatori. Io sono insieme al sindaco di Montebelluna, Adalberto Burnini. Intanto buongiorno e grazie per essere qui. Buongiorno, grazie a voi. Incendio che è divampato intorno alle 6:15, un fiamme altissime, un boato sentito proprio dai residenti che hanno immediatamente allertato i soccorsi ed hanno subito detto che forse all'interno della casa ci potesse essere qualcuno ed effettivamente al piano superiore è stato trovato il corpo di Nicolò Martini, 34 anni, di origine russa ma residente a Pederobba. Da un mese era stata vista la porta aperta, ci hanno detto i residenti, e probabilmente lui dormiva qui, alloggiava qui, anche se questa è una casa disabitata da 4 anni, prima era abitata da figlio e madre, il figlio poi era morto, la madre era stata messa in casa di riposo e questa casa in teoria ufficialmente doveva essere disabitata. Non si conoscono le cause dell'incendio, ovviamente al vaglio dei vigili del fuoco che sono rimasti qua fino a pochi minuti fa. Come vedete i carabinieri adesso stanno mettendo la scritta della casa che è sotto sequestro
sequestro. La procura ha già annunciato che farà eseguire l'autopsia sul corpo del 34enne e sarà aperto ovviamente un fascicolo. Sindaco, questa casa era disabitata, almeno ufficialmente, perché purtroppo qui dentro c'era una persona, fra l'altro incendio che si è sviluppato al piano terra, quindi al salotto, e lui è stato trovato al primo piano, quindi evidentemente dormiva, è stato trovato in una camera da letto. Sindaco, è una tragedia davvero grandissima, anche perché una persona a questo punto, da quello che si dice, senza fissa dimora, anche se era residente a Pederobba. Sì, il ragazzo era non residente a Montebelluna. Risulta sia residente, credo, a Pederobba. La casa risultava sfitta, diciamo così, perché i proprietari erano venuti a mancare, quindi era sfitta da circa 5 anni, quindi quando i vigili del fuoco insieme sia di Treviso che di Montebelluna sono arrivati insieme all'Arma dei Carabinieri, hanno fatto questa tragica scoperta. Adesso stanno mettendo tutto quanto sotto sequestro come atto dovuto per capire sia le cause dell'incendio ma anche la causa della morte di questo ragazzo. Ovviamente l'unica cosa da fare in questo momento è portare le condoglianze di tutta la comunità montebellunese e anche personale, insomma mia, ai familiari di questo ragazzo. Sindaco, non è mai arrivata nessuna segnalazione che questa casa potesse essere abitata da qualcuno? A me non risulta, non ho ricevuto alcun tipo di segnalazione, ovviamente mi riservo anche di approfondire con gli uffici. Teniamo conto che ovviamente la casa è proprietà privata, non del comune, e quindi mi riserverò certamente di verificare con gli uffici se ci sono state alcune segnalazioni. A me direttamente nel corso del tempo non è mai stato segnalato nulla a riguardo. Ecco, quando sono arrivati i vigili del fuoco, i residenti gli hanno detto che un mese fa circa avevano visto una porta aperta, quindi avevano ipotizzato potesse esserci dentro qualcuno. Infatti quando sono arrivati hanno sfondato la porta, sono entrati e purtroppo al primo piano hanno trovato il corpo di questo 34enne. Una tragedia davvero grande, ci hanno detto i residenti, e la sveglia l'hanno avuta con questo incendio, con queste fiamme e questo boato che hanno avvertito intorno alle 6:15 di questa mattina. Vedete i carabinieri, vedete hanno messo il sigillo, tutto è sotto sequestro. La procura, come vi ho detto, ha aperto un fascicolo. C'è da chiarire la dinamica, il perché, il motivo, la causa di questo incendio, ma anche la causa della morte di questo 34enne che, ricordiamo, è stato trovato al piano superiore ed era in una camera da letto. Abbiamo chiesto se la casa era agibile, ci hanno detto di sì. Ha preso fuoco soprattutto il salotto e lo potete vedere, dove ci sono ora i carabinieri che stanno proprio sulla porta. Lì è andato tutto distrutto, mentre il primo piano sembra non sia stato intaccato dalle fiamme, quindi davvero da capire che cosa sia accaduto alle 6:15 di questa mattina. Edi, se non hai domande io ti restituisco la linea. Grazie Daniela, grazie a Simone Merlo e al Sindaco per questi ultimi aggiornamenti. Ovviamente l'avete visto, i carabinieri che stanno eseguendo il sopralluogo per anche eseguire le indagini e capire quali siano state le cause che hanno fatto divampare l'incendio e la conseguente morte di questo 34enne. Dunque seguiremo gli aggiornamenti durante il corso della giornata e non mancheremo di darvi dei dettagli più consistenti nel corso del telegiornale di questa sera. E da Montebelluna ci spostiamo nel veneziano, siamo a Mirano con la nostra Anna Maria Parisi. Il fatto di cronaca è diventato anche un fatto nazionale: 2 morti sul lavoro, 2 ragazzi di origine egiziana. C'è shock e sconcerto ovviamente a Mirano. Oggi il sindaco incontrerà il prefetto. Anna Maria, quali sono le novità in questa giornata? Buongiorno. Sì, buongiorno. L'incontro del prefetto con il sindaco di Mirano previsto nelle prossime ore. Perché questo incontro? Perché i 2 operai morti tragicamente ieri nella fossa biologica nella villa privata di Veternigo di Santa Maria di Sala, lungo via Desman, avevano domicilio proprio qui dietro questo cancello, in questa struttura gialla che è un centro di accoglienza, ed erano
ospiti di questo centro di accoglienza da qualche mese, con loro anche il terzo uomo che era con loro, il terzo operaio, un connazionale anche lui di origine egiziana, che si trovava ieri sul luogo della tragedia e che si è salvato soltanto perché non era entrato nella cisterna. Lui, il terzo uomo, la chiave di tutto quanto è accaduto, della tragedia, e che si trova in questo momento ospite dietro queste sbarre, che il cancello è aperto, anzi l'hanno chiuso da poco perché non c'è permesso l'accesso, così come recita anche il cartello: divieto di accesso alle persone non autorizzate, eccezione fatta per familiari e avvocati dei richiedenti, non possono entrare, non è consentito l'accesso né ai sindaci né agli assessori e addirittura nemmeno agli agenti di polizia se non esibiscono un mandato del giudice. E allora cosa abbiamo fatto? Perché abbiamo tentato naturalmente di parlare con le volontarie della cooperativa, abbiamo chiamato uno di questi 3 numeri, anzi tutti e 3 i numeri, ma a questi numeri non risponde nessuno. Quindi abbiamo anche citofonato al campanello, ma il campanello è rotto e sembra da tempo. Abbiamo tentato di parlare anche con una delle volontarie che si trovava sugli scalini proprio fuori lungo il giardino, ma anche in questo caso, anche questo tentativo è andato a vuoto. Per capire comunque il punto delle indagini, ora le indagini si stanno concentrando sul fatto che i 2 operai di 21 e 39 anni non fossero dotati dei previsti dispositivi di sicurezza, quindi né mascherine né altro tipo di abbigliamento, e si cerca di capire chi avesse indirizzato loro, visto che erano richiedenti asilo con un permesso provvisorio soltanto dal 22 maggio corrente, verso questo percorso lavorativo. Fatto sta che i 2 operai giunti dall'Egitto dopo 2 anni di traversie lungo la rotta del Mediterraneo per cercare un futuro che non gli era garantito nel loro paese d'origine, qui invece i loro sogni si sono spenti dentro quella fossa biologica. Naturalmente lo sgomento da parte di tutta la comunità veneziana, ma veneta e non soltanto, come dicevi tu Edi, con i sindacati che gridano insomma, allo scandalo, non è possibile morire così, e chiedono a voce ferma l'intervento del governo. Allora sentiamo i sindacati e poi di nuovo linea a voi. Continua una strage nella provincia di Venezia, ancora una volta andranno accertate le cause, ma è innegabile che ci sono 2 ragazzi morti sul lavoro, quindi servono più investimenti in formazione, in prevenzione, in repressione per chi non rispetta le norme. La nostra provincia è in cima alle classifiche, ma classifiche mortali appunto di quelle sui morti per il lavoro. Servono interventi forti e la politica deve decidere da che parte stare. Ricevuta la notizia, il segretario generale della CGIL di Venezia, Daniele Giordano, è arrivato subito davanti ai cancelli della villa in cui 2 giovani operai hanno perso la vita pulendo una fossa biologica. La CGIL denuncia una strage continua, nella quale il Veneto è tra le peggiori regioni d'Italia. Nei primi 5 mesi del 2025 ci sono già stati 38 infortuni mortali, quasi il doppio rispetto ai 19 dello stesso periodo dell'anno scorso. Al netto delle dovute parole di cordoglio, si legge in un comunicato del sindacato, da parte del presidente Zaia non arriva una sola parola che accenni ad investimenti sui controlli in salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Noi non finiremo mai di dire come la cultura e la sicurezza sia un elemento centrale e fondamentale per impedire che questo eccidio quotidiano possa continuare. Noi spingiamo, chiediamo con forza formazione, formazione, formazione per i lavoratori. La sicurezza non è un costo, ma è un grandissimo investimento, un investimento sociale che deve essere fatto per l'interesse di tutti, a partire da coloro che noi rappresentiamo. Non possiamo abituarci, non possiamo voltare la testa dall'altra parte. Nessuno può chiamarsi fuori, ha dichiarato Andrea Martella, segretario regionale del PD Veneto. Come Partito Democratico ci impegniamo a farne una priorità assoluta nei prossimi
prossimi mesi anche nella sfida per il futuro del Veneto. Ogni vita che si spezza sul lavoro è una sconfitta dello Stato, delle istituzioni, di tutti noi. Per il senatore veneziano Raffaele Speranzon, vice capogruppo vicario di Fratelli d'Italia a Palazzo Madama, è doveroso fare piena luce su quanto accaduto, accertare eventuali responsabilità e continuare con determinazione a investire in prevenzione e formazione per evitare che simili drammi si ripetano. 2 ragazzi hanno perso la vita, non è uno scherzo, 2 ragazzi hanno perso la vita, ma c'è chi controlla, c'è chi gli ha dato gli strumenti, c'è chi vigila nel loro modo di fare, così non si può più andare avanti perché qualcuno deve prendersi le responsabilità. Questa mattanza deve finire. Così dunque dal veneziano siamo ancora alla cronaca, parliamo di una rissa accaduta venerdì sera nella stazione di Montegrotto Terme. Il sindaco ha partecipato a un tavolo di coordinamento con carabinieri e polizia locale, parliamo ancora una volta di sicurezza. Hanno ripreso tutto le telecamere di videosorveglianza della stazione di Montegrotto Terme, dove venerdì sera un gruppo di magrebini appena scesi dall'ultimo regionale in arrivo da Padova verso le 22:20 sono venuti alle mani con un lancio di San Pietrini sotto gli occhi dei presenti. Un episodio che ha scosso l'estate della cittadina termale, anche se il sindaco puntualizza. La realtà dei fatti presenta un quadro diverso. Non si sono registrati feriti né danni alle strutture pubbliche o private. Le ipotesi di lanci di San Pietrini e di danneggiamenti, amplificate da alcune ricostruzioni, non trovano riscontro nella realtà dei fatti accertata dalle forze dell'ordine. Ha riunito un tavolo di coordinamento con carabinieri e polizia locale il sindaco Mortandello. Sarà potenziato il controllo dell'area dove si è registrato un aumento di stranieri e clandestini che provano a eludere i controlli delle zone rosse. E proprio contro questo provvedimento punta il dito il primo cittadino. Le zone rosse, da tanti invocate come soluzione a tutti i mali, in realtà rappresentano un potenziale pericolo, specie per le zone più tranquille come la nostra. Vanno scritte norme dove venga assicurata la certezza della pena per chi commette reati e soprattutto regole di contrasto ai clandestini che si sentono in un porto franco. Invece i sistemi di accoglienza seri e strutturati sono stati depotenziati e sono stati privati di finanziamenti in maniera costante durante questi anni di governo Meloni. Come sindaco mi riservo di adottare tutti i provvedimenti consentiti dalla legge, DASPO incluso, per allontanare chiunque disturbi la tranquillità dei cittadini e dei turisti che scelgono la nostra Montegrotto Terme. Da Montegrotto ci spostiamo nel Bassanese a Cassola dopo le minacce ricevute da una coppia che risiede a San Giuseppe da parte di un gruppo di ragazzini. Interviene anche il sindaco, che hanno sentito per noi la nostra Vanessa Banzato e Renzo Rigon. Ancora una volta parliamo di prevenzione e di sicurezza. Minacce rivolte a una coppia di residenti in via Jacopo Sansovino a San Giuseppe di Cassola solo perché queste persone avevano chiesto a un gruppo di ragazzi di spostarsi per ascoltare la musica ad alto volume. Li hanno minacciati, hanno tirato dei sassi che sono finiti nel davanzale di casa. C'è molta preoccupazione, sindaco. Addirittura la residente che abbiamo intervistato ha detto: io ho provato a chiamare i carabinieri, non è venuto nessuno, non hanno mandato nessuno, io ho paura anche a uscire di casa. Questo è un episodio, in realtà sono numerosi gli episodi che soprattutto negli ultimi tempi si stanno verificando un po' in tutta l'area del Bassanese e stanno preoccupando anche voi amministratori, voi sindaci, voi che siete i delegati alla sicurezza dei cittadini. Sì, è una preoccupazione che abbiamo un po' tutti sindaci del comprensorio del Bassanese, anche perché si tratta proprio di gruppi che si spostano da un comune all'altro, come abbiamo constatato, perché ci sono anche ragazzi di Cassola che vengono trovati a Bassano e viceversa. Poi tra l'altro noi qui a Cassola abbiamo anche la stazione, quindi possono anche montare in treno e fare la spola da una parte all'altra.
È sicuramente un tema perché è difficile diciamo, fare delle operazioni o delle attività di carattere diciamo, sanzionatorio o repressivo nei confronti di questi atteggiamenti. Quello che possiamo però fare è aumentare il servizio di pattugliamento, cioè cercare di rendere il territorio meno come dire, sguarnito per certi versi da quelle che sono le forze che noi abbiamo, che in particolar modo sono costituite dalla polizia locale, ma evidentemente anche dai carabinieri e dalle altre forze dell'ordine. C'è una cosa però che dovremo iniziare a far partire adesso, e stiamo già confrontandoci con la prefettura, che è il controllo di vicinato, che è un'ulteriore arma per far sì che si così segnalino magari dei comportamenti usuali in determinate zone in maniera tale da potervi fare fronte magari anche attraverso delle operazioni ad hoc. Coinvolgendo proprio i diretti interessati, ovvero i cittadini e le cittadine, i residenti. Sì, il controllo di vicinato chiaramente ha tutta una sua struttura e una sua regolamentazione prevista dalla prefettura che fa sì che vengano segnalate non le singole circostanze, ma dei comportamenti abituali o comunque delle situazioni che si ripetono in maniera sospetta. Allora, in quel caso viene fatta una segnalazione alle forze dell'ordine, che sono quelle deputate a intervenire, e le forze dell'ordine possono anche fare delle operazioni ad hoc. Così dunque il sindaco, ma andiamo a ripercorrere, a capire quanto era successo lì a San Giuseppe. Il 1° agosto, intorno alle 19:30, sono arrivati 4 ragazzi, si sono seduti qui nel marciapiede, nel bordo del marciapiede, con un stereo a tutto volume, musica rap. E abbiamo intimato di andare a casa sua a ascoltare la musica, perché c'era un casino enorme. E di qui questo si è alzato, si è avvicinato al cancello della nostra abitazione, intimando al mio compagno di venire fuori se ha il coraggio, che ti riempiamo di botte. C'è ancora tanta paura nella voce di Sandra Alberton, che risiede con il compagno Fabrizio Sciumbarruto in via Jacopo Sansovino a San Giuseppe di Cassola. I due sono stati assaliti da un branco di ragazzini solo perché gli hanno chiesto di ascoltare la musica ad alto volume altrove e non sotto le loro finestre. Io ho chiamato subito i carabinieri perché ero spaventatissima, ho detto questi me lo sono visti addosso e niente, sono andati via. Poi dopo neanche 5 minuti sono tornati. In 2 sono tornati con i sassi in mano, e hanno buttato dentro i sassi dentro il terrazzino nostro. Che c'è lì, e l'ho richiamato quelli delle forze dell'ordine. Gli ho detto guarda che ci ha buttato dei sassi, ma hanno rotto qualcosa? Ho detto no, non vedo niente per il momento. E mi ha detto ma signora stia tranquilla, ma se succede qualcosa, gli ho detto. Signora, ha detto, deve fare denuncia, e la pattuglia al momento non c'è perché ha altro lavoro da fare. E io dico, ma deve succedere qualcosa per intervenire? Sì. Deve succedere il malcapitato, una disgrazia. O dobbiamo farci giustizia a noi a questo punto? No, mi domando, le loro famiglie la sanno di questo comportamento? Hanno rotto il marciapiede per tirarmi i sassi addosso. Adesso siete preoccupati a uscire di casa, soprattutto alla sera? Io sì. Anch'io. Sì. Infatti stamattina sono andato fuori, però sempre con la preoccupazione di incontrarli. Avrebbe mai pensato lei di aver paura di uscire da casa sua qua a Cassola? No, assolutamente no. Cioè io ho vissuto questi giorni in maniera bruttissima. Sì. Questa dunque la vicenda, continueremo a tenervi informati anche sotto questo punto di vista. Noi voltiamo pagina, è lutto nella Questura di Venezia per la scomparsa a soli 29 anni di Ernesto Greborio. In servizio all'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, il giovane ha perso la vita uscendo di strada in moto tra Mira e Dolo.
Si è interrotta drammaticamente a 29 anni mentre viaggiava in moto tra Mira e Dolo la vita di Ernesto Greborio, originario di Palermo. Da tempo viveva nel veneziano per motivi di lavoro. Era un agente di polizia in servizio all'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura. Sulle cause che hanno portato il giovane ad uscire di strada ora indagano i carabinieri di Mira. La dinamica è da accertare, ma pare che l'incidente sia avvenuto attorno alla mezzanotte e nel sinistro non sarebbero stati coinvolti altri mezzi. Si tratterebbe quindi di un'uscita di strada autonoma. Di certo comunque c'è solo che i tentativi di soccorso prestati al 29enne dai sanitari del 118 si sono rivelati drammaticamente vani. Greborio stava raggiungendo un collega e sarebbe stato quest'ultimo a lanciare l'allarme non vedendolo arrivare. Oggi è il momento del lutto e del cordoglio. Ernesto è descritto da chi lo ha conosciuto come un ragazzo solare e pieno di vita, una vita interrotta drammaticamente percorrendo in moto via Nazionale. E invece sono ancora da definire i funerali di Andrea Molin, di 63 anni, ex bomber del calcio dilettantistico veneto tra gli anni 80 e 90. L'altro ieri l'incidente in moto a Caselle di Santa Maria di Sala che gli è stato fatale. Nel finale un rigore trasformato da Molin riaccende le speranze degli ospiti. Resta comunque soltanto un fuoco di paglia. Eccolo Andrea Molin con la maglia blugranata della Luparense con numero 8 in una delle sue prodezze, mentre su rigore trafiggeva il Treviso di Pillon dal dischetto. Correva l'anno 1994, come riportato dagli archivi di Antenna 3. Domenica scorsa, a 63 anni, ha perso tragicamente la vita in sella alla sua moto nello scontro fatale contro un'auto avvenuto a Caselle di Santa Maria di Sala, dove da Mira, dove era nato e cresciuto, risiedeva dal 2022. L'incidente ha scosso profondamente le comunità calcistiche locali, dove ha lasciato un segno indelebile sul campo e fuori. Ex bomber del calcio dilettantistico veneto, aveva militato anche nella Calvino Ale. Con noi si è comportato alla grande, faceva la differenza ed era un goleador. Ed era a livello spogliatoio e a livello compagnia era un grande ragazzo. Capace di far sognare i tifosi con le sue giocate e i suoi gol, le sue prodezze continuano a vivere nei ricordi di compagni, allenatori, avversari e tifosi che oggi lo piangono con affetto e commozione insieme al figlio Mattia, anche lui con la passione per il calcio. La data dei funerali non è stata ancora fissata. È stato alla grande e mi dispiace terribilmente quello che è successo. Siamo nel Trevigiano per l'omicidio di Margherita Ceschin perché è morto Enzo Lorenzon, l'ex marito della vittima, e considerato dall'accusa il mandante del delitto dell'anziana. Si trovava agli arresti domiciliari in una casa di riposo per motivi di salute. Sarebbe stato uno scompenso cardiaco a porre fine alla vita di Enzo Lorenzon, 81 anni, accusato dalla procura di essere il mandante dell'omicidio dell'ex moglie Margherita Ceschin, trovata assassinata il 24 giugno 2023 nella sua abitazione a Conegliano. La morte è avvenuta nella mattinata. Sicuramente per cause naturali, però diciamo la causa naturale determinante il decesso la sapremo nelle prossime ore. In questo momento la cosa che premeva maggiormente alla procura, ovviamente anche a me, era quello di valutare se vi fossero cause esterne. Non ce ne sono, quindi è certamente una causa naturale. L'avvocato Crea, difensore di Enzo Lorenzon, è stato informato immediatamente del decesso. Era in costante contatto con l'imputato. Lui era sempre molto presente a se stesso, era sempre molto attento a tutto ciò che succedeva all'interno del processo, voleva essere messo al corrente con la lettura anche delle trascrizioni stenotipiche dei verbali e prima dell'udienza del 14 di luglio aveva redatto una corposa memoria manoscritta che è in mio possesso, in cui spiegava puntualmente tutti quelli che erano gli accadimenti. In quel manoscritto la verità di Lorenzon sulla morte dell'ex moglie, che sarà presto presentato dall'avvocato Crea. Credo di procedere informerò anche le altre parti, non del contenuto ovviamente, ma del fatto che ne sono in possesso e credo di depositarla il 18 settembre quando ci sarà la prossima udienza in Corte d'Assise.
dove è previsto l'esame degli imputati e in teoria anche quello di Lorenzon, ed era in quella sede che avevo previsto appunto il deposito di quel manoscritto. Resteremo all'interno del processo. Se sulla base delle evidenze emerse fino alla data della morte c'è una possibilità per Enzo Lorenzon di vedere riconosciuta la sua innocenza, la percorrerò. Queste le parole dell'avvocato Crea. Il processo in corte d'assise ovviamente andrà avanti per tutti gli altri imputati, esecutori materiali e intermediari. Per quanto riguarda Lorenzon, esiste anche la possibilità che oltre a una sentenza di proscioglimento alla fine per morte dell'imputato, che possa essere chiesta, lo valuterò poi all'esito del completamento dell'istruttoria dibattimentale, se gli atti istruttori acquisiti prima del decesso, cioè fino ad oggi, consentano anche una richiesta di assoluzione nel merito per Lorenzon. I familiari di Lorenzon per ora non hanno voluto rilasciare alcuna dichiarazione a commento della morte dell'81enne. Con questo siamo alla pubblicità, qualche minuto e torniamo in diretta tra poco. Siamo tornati in diretta, prima edizione, continuiamo con le notizie, la cronaca ci porta a Treviso, nel centro cittadino. Ci sono dei condomini nel mirino dei ladri, intanto nel weekend sono stati forzati diversi distributori di bevande, il racconto di Francesca Bozza. Via Stangade, via dei Mille, vicolo Stangade, siamo nel cuore di Treviso tra Santa Maria Maggiore e il Museo di Santa Caterina, un quadrante che negli ultimi mesi sembra preso di mira dai ladri. Si moltiplicano le segnalazioni di persone che provano ad entrare nei numerosi condomini della zona, almeno un paio solo nell'ultima settimana. In una palazzina, dopo 2 tentativi andati a vuoto, nel fine settimana ignote sono riusciti a forzare il portoncino, ma alla vista delle telecamere installate proprio dopo i primi 2 episodi sono scappati. In vicolo Stangade domenica scorsa altro tentativo. Forzando la porta d'ingresso del condominio con un piede di porco, però non ce l'hanno fatta. Ma episodi simili sembrano andare avanti sempre in quest'area da diversi mesi, come racconta una residente che all'uscita dall'ascensore, una volta raggiunto il suo pianerottolo, si è trovata a tu per tu con uno sconosciuto. Mi sono trovata davanti questa persona che stava salendo comunque le scale di corsa, quindi affannata. E ho chiesto a questo signore cosa volete, e mi ha chiesto, mi ha detto, risiedo qua in questo condominio, mi ha chiesto 20 euro perché era rimasto chiuso fuori di casa. Io ho detto, guardi, abbia pazienza, ma lei non risiede qua, al che è corso via. Fatti che non sembrano più così isolati. Non è piacevole, uno, per le persone che comunque sono più anziane di me, diciamo, hanno più di una certa età, che magari comunque si intimoriscono e magari aprono casa, cioè è un po' anche perché comunque io ho una figlia di 18 anni, magari torna a casa da sola. I condomini cercano di proteggersi come possono, dalle serrature a prova di ladro ai sistemi di videosorveglianza. Infatti abbiamo anche chiamato per cambiarci la serratura e metterne una molto più forte, più potente. E poi c'è chi si organizza tra vicini per presidiare il condominio. Siamo in allarme tutti quanti il condominio. Sì, che ci diamo un po' il turno, chi sta a casa, chi va via, ferie, vacanze, da tenere d'occhio. Ma nel weekend i ladri hanno preso di mira anche i distributori automatici, è accaduto all'interno dell'ospedale di Treviso, dove è stata forzata una macchinetta alla ricerca di monetine. Stesso modus operandi, probabilmente nella notte tra sabato e domenica, anche al Kuwait di Preganziol, dove ignoti hanno divelto il distributore di bevande calde all'esterno del bar. Era già accaduto un mese fa, allora il bottino fu di 100 euro. Ancora nel Trevigiano siamo a Casale sul Sile, una banda di predoni è stata intercettata dai carabinieri, 4 a bordo di un'auto a noleggio sono fuggiti abbandonando la macchina. Davanti all'Alt dei carabinieri non solo non si sono fermati, ma anzi hanno accelerato fuggendo via. Ne è nato un inseguimento terminato 1 chilometro più in là quando i 4 occupanti della macchina, una Volkswagen T-Roc, sono scesi scappando nei campi. L'episodio è in tarda serata a Casale sul Sile tra via Trento e Trieste e via San Nicolò. Nell'auto i militari dell'Arma hanno trovato guanti, ricetrasmittenti, un flessibile, un trapano e altri attrezzi da scasso. Una banda dedita ai furti quindi, su cui ora continuano le indagini
dei carabinieri che in nottata a Ponzano hanno arrestato invece un pregiudicato 42enne, deve scontare 9 mesi di reclusione per un furto in casa commesso a Treviso nell'estate del 2023. Un dispositivo ad ampio raggio, quello messo in campo dal comando provinciale. Un altro pregiudicato, un 29enne, è stato denunciato a piede libero per aver tentato di introdursi nottetempo in un'attività commerciale di via Cendona, Silea, come hanno rilevato le telecamere di videosorveglianza. È stato poi un testimone a consentire ai militari di rintracciare poco lontano il giovane e di denunciarlo per tentato furto aggravato. Un'ultima aggressione a un'infermiera del triage risale al 20 luglio scorso in pronto soccorso a Campo San Piero. Siamo nel Padovano, una guardia giurata sarà presente 7 giorni su 7, 24 ore al giorno. Era accaduto un diverbio con l'infermiera al triage, c'era stato un episodio di escandescenza da parte dei familiari che avevano minacciato di morte l'infermiera e i suoi familiari. Una cosa molto grave. Una cosa molto grave che non aveva una barriera che oggi ci può essere invece grazie a questa guardia giurata. È il 20 luglio quando un'infermiera in servizio al triage del pronto soccorso dell'ospedale di Campo San Piero viene aggredita e minacciata dai familiari di un paziente. Solo l'ultimo episodio purtroppo di una crescente tensione che aveva visto 3 persone ferite, un medico, un infermiere, un carabiniere accorso in difesa al pronto soccorso di Cittadella lo scorso 2 novembre. Da qui l'avvio di un dialogo con la direzione amministrativa dell'ULSS 6 che ha portato all'arrivo delle guardie giurate. Attualmente in fisse abbiamo 2 guardie giurate, una a Cittadella, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e la seconda a Campo San Piero. Negli altri presidi ospedalieri abbiamo una guardia giurata che presidia parzialmente il pronto soccorso e anche i reparti. Luoghi di cura e accoglienza dove spesso gli operatori hanno paura, così negli ospedali la tensione sta crescendo e i numeri lo confermano. 26.000 casi nel 2024, il primo trimestre del gennaio, febbraio e marzo 2025 abbiamo 6.000 casi in Italia e nella provincia di Padova 262 aggressioni tra verbali e fisiche. Un dato veramente preoccupante che va attenzionato sia dalla parte politica sia dalla parte istituzionale. Ritorniamo nel Trevigiano, siamo a Mogliano Veneto, c'è dello sconcerto per il degrado nella zona della stazione, residenti e commercianti in balia di gruppi di tossicodipendenti accattoni che dormono a ridosso di condomini e negozi e cresce la preoccupazione. Diciamo che è un po' disastrosa rispetto a una volta. Questa ragazza lavora a 2 passi dalla stazione ferroviaria di Mogliano, luogo caldo, caldissimo della città, scenario di episodi più o meno gravi come l'accoltellamento di un 48enne lo scorso maggio che aveva portato più di qualcuno a chiedere l'istituzione della zona rossa. Ma in questi ultimi mesi a creare preoccupazione tra i residenti è la presenza di gruppi di tossicodipendenti, situazione che sembra aggravarsi nel fine settimana. Racconta un residente di essere stato aggredito verbalmente da alcuni di loro che spiega minacciano, insultano e importunano i passanti. Una situazione ormai insostenibile al punto che lui stesso è costretto ad accompagnare alla macchina gli amici che vanno a trovarlo per il timore che vengano avvicinati da queste persone. A tutto ciò si aggiunge negli ultimi tempi anche il degrado lasciato da alcuni senza tetto che soprattutto nelle giornate piovose organizzano giacili di fortuna sotto il porticato a ridosso degli androni di condomini e negozi. Spesso e volentieri abbiamo al mattino che troviamo molto sporco sia sotto la varia galleria qua sia la galleria lì. In questo periodo non ci sono, però molto spesso ci sono dei barboni che bivaccano proprio in maniera... Ho aperto il negozio la mattina, mi sono trovata sciampi, cuscini, etichette di vestiti messe lì e evidentemente la sera prima hanno dormito qua. Sembra che abbiano dormito anche qui nei paraggi, vicino agli altri condomini. Certo, mi hanno detto che hanno lasciato un po' un disastro dappertutto, per tutto il condominio. Con l'arrivo della stagione invernale e il buio che scende presto, il timore di molti è che la situazione possa aggravarsi. Come si lavora così? Con un po' di paura quando si va a prendere la macchina in parcheggio, questo sì, quindi un pelino più di monitoraggio di sicurezza ci vorrebbe forse. E speriamo che non sia sempre peggio, speriamo che qualcuno faccia qualcosa, ecco, per tutti.
Mogliano, che per mesi è stata nel suo centro città un cantiere proprio per il rifacimento della piazza e che ha portato ovviamente paesani e cittadini a occupare le vie anche più marginali per raggiungere dei negozi, delle attività, e che ha creato numerosi disagi che tra l'altro si registrano anche in un'altra città in cui si stanno svolgendo dei cantieri importanti. Parliamo di Vicenza, il cantiere della TAV, un'opera compensativa, quella del progetto del Metrobus in Corso San Felice. Il tracciato è però osteggiato proprio dai cittadini. I commercianti avviano una petizione per convincere il Comune infatti a modificare il percorso. Per noi sul posto ci sono stati Daniele Garbine e Simone Squarcino. Il progetto del Metrobus è un'opera compensativa della TAV che attraverserà Vicenza da est a ovest, dalla fiera attraverso il centro storico. Indubbiamente sarà una rivoluzione per la città e porterà vantaggi per il trasferimento soprattutto delle persone, di cose abituate anche a un regime diverso di trasporto pubblico locale. Un punto critico però è rappresentato da Corso San Felice e Fortunato, nella prima parte da Porta Castello a Viale Milano, dove il doppio senso di circolazione dei nuovi veicoli elettrici che avranno bisogno di spazio spazzerà via posti auto e soprattutto le soste per i commercianti, che non potranno più avere di fronte ai negozi che sono molto diffusi in quest'area, una cinquantina circa, lo carico e lo scarico delle merci, ma anche i residenti che non avranno il parcheggio sotto casa come erano abituati. Il Comune aveva promesso una rivoluzione e un nuovo sistema di parcheggi, ma soprattutto i commercianti non ci stanno e hanno promosso una serie di iniziative e confronti con il Comune. Fino ad ora il niet del Comune era stato rigido e assolutamente invalicabile. Un comitato, il Comitato San Felice, nato di cittadini, commercianti e residenti, ha proposto in questi giorni una petizione perché vogliono chiedere all'amministrazione comunale una revisione del tracciato proprio in quel punto lì. Ci sono alternative, sono valutate la possibilità delle inversioni con Viale Roma, però insomma la palla a questo punto spetta all'amministrazione comunale. Per convincerla scatta questa nuova iniziativa del comitato. A grande richiesta dei nostri clienti, anche cittadini che ci vengono a trovare in via, abbiamo proposto una petizione popolare proprio tra virgolette contro la modifica che probabilmente dovrebbe esserci qua a San Felice del doppio senso. La grande richiesta ci ha tra virgolette costretto proprio a usare insomma questo sistema qua, da presentare poi in futuro al sindaco. Il sindaco si ha già incontrato, sta valutando e nel momento in cui valuta tutto quanto noi cercheremo di proporgli questo, che sia una cosa ancora più importante, perché oggi è una voce che è diffusa non soltanto nella nostra zona, si sta ampliando. Le firme sono già abbastanza e continueremo tutto agosto e anche settembre. Adesso le ferie sicuramente bloccano un pochettino e quindi questa è un'altra iniziativa perché decisamente noi proseguiamo sulla nostra strada per la contrarietà del doppio senso. E il problema è evidente, lo erano al corrente anche i consiglieri comunali. Durante l'incontro c'è stato l'incontro anche con l'ingegnere progettista e da lì soprattutto è emerso che effettivamente la possibilità di cambiare c'è. E questo è il nostro obiettivo. Siccome oggi la possibilità c'è e pensiamo che sia soltanto una volontà, credo che la volontà che deve proporre il Comune e l'amministrazione attuale sia di ascoltare i cittadini. Quindi la petizione ha questo senso, ascoltare i cittadini. Quando vi siete trovati d'accordo col sindaco, a questo punto vi incontrerete nuovamente, quali sono gli appuntamenti? Allora, dopo la Commissione Territorio, promessa del sindaco di rivederci adesso, praticamente dovevamo incontrarci adesso nel mese di agosto, ma forse il mese di agosto non è forse il migliore. Sicuramente settembre penso che sia il momento migliore di sederci a tavola e vedere effettivamente se c'è la volontà.
Ecco, l'impressione è che continua allora questa non diniego insomma, assoluto, c'è margine anche da parte dell'amministrazione di rivedere le proprie posizioni? Ma noi speriamo che ci sia del margine, perché a questo punto non è più una richiesta soltanto di chi che lavora nel commercio qua, è una richiesta diffusa, e nel momento in cui la petizione si allargherà, e speriamo che i cittadini lo capiscano, a quel punto sarà l'amministrazione che dovrà interrogarsi effettivamente quanto vale San Felice attualmente o in futuro, ecco, questo sarà il dubbio. Così dunque da Vicenza non è risparmiato nemmeno il centro di Padova dai lavori, e proprio di lavori continuiamo a parlare infatti con il nostro Francesco Ratai e il contributo tecnico di Cristian Roque Allende sono andati in stazione a Padova per controllare l'andamento del cantiere per la realizzazione delle 2 nuove linee tranviarie e hanno incontrato l'assessore dei trasporti del comune padovano Andrea Ragona. Vediamo. Siamo in stazione a Padova, alle nostre spalle uno dei principali cantieri per la nuova linea del SIR 2 e del SIR 3 che sono in atto in quest'estate padovana, e siamo in stazione perché qui c'è uno dei nodi principali. Verrà costruito un grande anello che fungerà da scambio per tutte e 3 le linee, e questo anello deve essere completato entro agosto perché coinvolge anche la vecchia linea del tram, il SIR 1, che se non dovesse essere completato resterebbe bloccato. Ora il tram è fermo, nei mesi di luglio e agosto non sta girando, ci sono degli autobus sostitutivi. Con me c'è l'assessore Andrea Ragona, a cui appunto chiediamo come stanno andando i lavori e come stanno andando i lavori soprattutto in questo punto così critico per la viabilità del tram. Sì, intanto buongiorno a tutti. I lavori stanno procedendo, tanto che abbiamo, essendo inizio agosto, quindi a metà del periodo luglio-agosto, abbiamo già spostato il cantiere, abbiamo concluso la prima parte del cantiere della stazione e abbiamo iniziato la seconda parte. Siamo molto ottimisti, i tempi che ci eravamo dati li stiamo rispettando, grazie anche al lavoro di tutte le ditte, di tutti i lavoratori, e siamo quindi ottimisti di chiudere in tempo effettivamente questo nodo della stazione, che è forse il più delicato in quanto si intersecano tutte e 3 le linee tranviarie, l'esistente e le 2 nuove, motivo per cui, come è stato detto, il SIR 1 oggi è fermo in quanto in questo punto e all'incrocio fra Corso Garibaldi e le Riviere, dove si inserisce la linea SIR 2 sulla linea SIR 1, ci sono dei lavori sulla linea attuale che permettono di realizzare degli scambi e quindi l'interoperabilità fra le diverse linee, quindi permettendo ai tram di andare da un capolinea a un altro capolinea e quindi alle stesse persone di salire su un tram e scendere ad esempio dall'Arcella all'ospedale senza dover cambiare mezzo. Ecco, lavori molto impattanti, abbiamo detto, lavori che si è scelto di fare in questo periodo estivo in cui il traffico è più leggero rispetto al resto dell'anno. Venendo qui siamo passati per via Venezia, abbiamo visto che il tratto verso la Stanga è stato tolto la cantierizzazione. Come stanno procedendo i lavori nell'area che potremmo definire l'area est della città? Anche lì stiamo proseguendo in maniera molto veloce, con già molti chilometri di piattaforma gettata. È ovvio che in estate magari ci siamo concentrati anche su delle parti che da un punto di vista chilometrico sono meno lunghe, come ad esempio la stazione, ma sono più delicate. Questo perché magari in altre parti si può permettere un cantiere più lungo con meno impatto sul traffico, e invece in estate, dovendo finire noi per il prossimo anno, abbiamo dovuto fare di necessità virtù e intervenire sui punti più critici. Ecco, lo diceva l'assessore, il 2026 è il termine per completare i lavori. Non è ancora chiaro se ci sarà una proroga di 2 mesi, si sta discutendo in questi giorni. C'è un altro punto che è molto importante per la viabilità cittadina, che è il cantiere del lato ovest, quello che incide su via Chiesa Nuova, per capirci. Lì come stanno andando i lavori?
anche lì proseguono con una strategia in parte diversa. Ad esempio abbiamo già realizzato gran parte del deposito, buona parte anche di linea tranviaria all'interno del deposito, ci sarà anche lì un anello per testare i mezzi per la manutenzione e stiamo procedendo o al getto della piattaforma oppure all'allargamento della strada laddove la strada non sia sufficiente a ospitare la linea tranviaria. Abbiamo descritto quello che è la tratta est-ovest, resta il SIR 3 che è la seconda linea che è partita, i lavori sono partiti prima, quelli come stanno procedendo, guardando sembra che stiano procedendo molto velocemente. Sì, andiamo verso la conclusione, vediamo la fine dell'opera, la piattaforma è gran parte gettata, rimane qualche tratto in zona ospedale da concludere, si è già iniziati con la posa della rotaia, con la posa dei pali della linea elettrica e confidiamo quindi che per inizio autunno, circa nel mese di ottobre, avremo concluso il grosso dei lavori, quindi ovvero appunto la posa della piattaforma, e andranno avanti solo i lavori meno impattanti, ma anche lì stiamo vedendo la fine dell'opera. Così da Padova, e da Padova passiamo al Vicentino per il caso di 2 turisti rimasti feriti durante una visita al Teatro Olimpico. In città scoppiano le polemiche. Simona Siotto, l'ex assessore alla cultura, sottolinea la gravità dell'incidente e lancia accuse pesanti sulla mancata manutenzione. Auguri di pronta guarigione ai 2 malcapitati turisti al Teatro Olimpico. Certo è che 2 domande dobbiamo farcele, e la manutenzione, che ci piaccia o non ci piaccia, è la prima regola fondamentale di qualsiasi valorizzazione che voglia essere seria e duratura e anche sicura, mi verrebbe da dire. Allora chiediamoci cosa sia successo a quella balaustra, se davvero l'assessorato alla cultura, al turismo sia davvero attenta ai gioielli palladiani. In attesa dell'accertamento dei fatti da parte degli inquirenti che stanno visionando anche le immagini dell'accaduto, in città scoppiano le polemiche da parte del centrodestra. I 2 turisti austriaci feriti, padre e figlio, sarebbero caduti da un'altezza di oltre 2 metri, spezzando la sottile balaustra metallica mentre facevano un selfie. Se il minore è già stato dimesso dal pronto soccorso, è il 45enne ad aver subito numerose fratture e probabilmente dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico. Nel frattempo montano le accuse. Come sia potuto succedere che la Guardiania abbia consentito un selfie, che la Guardiania abbia consentito che 2 turisti si appoggiassero ad una balaustra, ma soprattutto che una balaustra cadesse. Credo che sia un precedente davvero molto grave nella storia di tutti i teatri di questo tipo italiani, e ancora di più nella storia del Teatro Olimpico, che evidentemente soffre di progetti annunciati ma di una manutenzione, e quindi la regola base, che in realtà è sparita dai radar, non è nell'attenzione dell'amministrazione, e poi le conseguenze potevano essere ancora più gravi. Proprio su queste polemiche risponde Massimo Bardin, presidente della Commissione Cultura del Comune di Vicenza, in attesa dell'accertamento di fatti, che respinge al mittente le accuse. La consigliera Siotto aveva l'assessorato alla cultura e si doveva occupare del Teatro Olimpico, cosa che non è stata fatta. Abbiamo trovato una situazione davvero difficile. Per fortuna questa amministrazione ha messo subito al centro il Teatro Olimpico come un bene fondamentale di questa città. È stata realizzata subito una struttura di rinforzo del palcoscenico che il teatro aspettava da moltissimo tempo. Sono stati restaurati e rinnovati i portali e i portariflettori delle zone scamozzate, che sono, ricordo ai nostri telespettatori, zone delicatissime perché sono tutte lignee. È stato fatto il rinnovo della certificazione per l'antincendio, altro elemento fondamentale in una struttura lignea come il Teatro Olimpico. È avvenuto insieme alla sovrintendenza un accordo per circa 1.700.000 euro per verificare la vulnerabilità sismica dell'edificio, ricordo altro elemento fondamentale, e poi va avanti la manutenzione ordinaria e straordinaria del Teatro Olimpico. Primo fra tutti ricordo l'accordo fatto con la società del quartetto per il rinnovamento e la
rivalutazione della facciata esterna del Teatro Olimpico. Quindi io concluderei dicendo che alle parole vuote di Rucco e Siotto noi contrapponiamo fatti e azioni per il Teatro Olimpico. Proprio in termini di incidenti, ritorniamo su quello accaduto a Venezia, perché è stato provocato da un guasto tecnico del motoscafo, lo scontro tra un taxi e una gondola sul Canal Grande proprio a pochi passi dal ponte di Rialto. La gondola ne è uscita distrutta, ma per i 4 turisti e il gondoliere non ci sono state conseguenze. La velocità del taxi non era di certo elevata, anzi, ma l'impatto è stato comunque tale da mandare a fondo la gondola. A parte lo spavento, per i 4 turisti finiti in Canal Grande non ci sono state conseguenze. Una botta alla schiena ha invece portato il gondoliere all'ospedale civile per accertamenti. Erano le 17 di domenica quando l'incidente è avvenuto di fronte a centinaia di persone che si trovavano in riva del Vin e in riva del Carbon, a 2 passi dal ponte di Rialto. Il taxi voleva lasciare strada alla gondola, ma un guasto ha fatto sì che il motoscafo avanzasse invece di arrestarsi. Guasto meccanico, purtroppo, la rottura delle guaine dell'invertitore, è partita la marcia dell'imbarcazione, è stato constatato poi anche dalla polizia municipale, è ben intervenuto il sostituto rispettando le norme di sicurezza e aiutando l'amico gondoliere nel recuperare tutte le persone e portarle in salvataggio. Il sostituto tassista e il gondoliere peraltro si conoscono e si erano appena salutati. Manuel Tiffi, presidente dell'associazione Taxi Sostituti Venezia, sottolinea la correttezza del collega. Il guasto meccanico poteva succedere a chiunque e è stata rispettata la velocità di navigazione, in quanto con il Barcavelox, tra l'altro con l'avvento del Barcavelox, tutti rispettano i limiti di velocità. Un guasto che purtroppo ha traumatizzato fortemente il sostituto, ma che ha voluto fortemente, appena successo, anche richiedere i test antidroga e alcol, appunto per togliere qualsiasi dubbio. Un ragazzo molto bravo, che lavora bene, che lavora in sicurezza, i mezzi sono tutti sempre controllati e in piena manutenzione e ci auguriamo che non succeda più. Inevitabilmente la memoria di molti è tornata al 17 agosto 2013, quando a pochi metri più in là, verso il ponte di Rialto, il criminologo tedesco Joachim Vöckel perse la vita in gondola nello scontro con un vaporetto, una morte per la quale la famiglia si è recentemente vista riconoscere dalla Corte d'Appello di Venezia un risarcimento di oltre 4 milioni di euro. Da una settimana sui canali della città si corre molto meno. L'entrata in funzione di un esercito di Barcavelox nelle tratte più percorse sta dando risultati, ma il traffico rimane enorme, soprattutto a Rialto, e a volte la fatalità può essere dietro l'angolo. Siamo alla politica con le regionali, è quasi pronta la lista di Forza Italia. Fabio Chies, sindaco attuale di Conegliano, ufficializza la sua discesa in campo. Ci sarà anche Cristina Andretta, ex sindaca di Vedelago. Intanto i sindaci della Lega si sono trovati al K3 per lanciare un messaggio alla segreteria. Le elezioni regionali sono elezioni fondamentali per noi che viviamo l'amministrazione locale. Io ho fatto il sindaco dal 2017 a Conegliano, per cui penso che non potendo fare più di 2 mandati nella città che amo, oggi sia anche il momento di mettersi a disposizione per cercare di dare una guida alla regione di centrodestra. Rompe definitivamente gli indugi Fabio Chies, sindaco di Conegliano e coordinatore provinciale azzurro. Sarà lui il candidato di punta di Forza Italia in vista delle regionali 2025 per la Marca trevigiana. Ora di fatto c'è il suggello dell'ufficialità, una mossa che ha un peso sia politico che amministrativo. Conegliano è la seconda città della provincia. Non è incompatibile la campagna elettorale con la figura di sindaco, per cui rimarrò a fare il sindaco, faremo anche la campagna elettorale, per cui continuerò ad occuparmi come sempre della mia città. Devo dire che le ultime settimane sono state settimane impegnative, abbiamo il maltempo che come abbiamo visto è imperversa. Meteo che pone questioni sia di programmazione che di risorse, più in generale fa intendere Chies, prioritari in ottica regionale sono anche i temi del lavoro e dell'impresa. Nel frattempo prende forma la lista, obiettivo massimizzare i consensi, per questo ci saranno tanti amministratori locali rappresentativi di ogni angolo della Marca. Per cui hanno l'esperienza di governo del territorio, per esempio penso a Cristina Andretta che ha fatto le ultime elezioni europee. Ma un conto è la lista di Forza Italia, quasi fatta, un altro l'equilibrio interno alla coalizione e il nome del candidato presidente. Ci aspettiamo che in tempi brevi vengano sciolte
le riserve rispetto al nome del candidato. La coalizione non è un problema, centrodestra unito in Veneto, e questa è l'indicazione che arriva da Roma ma arriva anche dal territorio. Penso anche che la campagna elettorale debba cominciare velocemente. Accelerare sembra la richiesta anche dei primi cittadini della Lega, che nelle prossime ore si troveranno al K3, si attendono risposte dalle segreterie e da chi ha un filo diretto con i leader nazionali. È un confronto tranquillissimo, dove però si dice: ragazzi, cerchiamo di accelerare perché altrimenti l'opposizione guadagna troppe posizioni. È un po' anche quello che io, ma credo anche altri sindaci, ci sentiamo dire dal territorio, no? E voi cosa fate? Allora, una volta gliela giri, una volta credo che il 4 agosto sia anche una buona data per poter dire qualcosa in più. Tutti gli aggiornamenti poi sulla questione politica anche nei telegiornali di questa sera. Noi voltiamo pagina, si è spento Francesco Parisotto che con i fratelli Luigi e Antonio si mise alla guida di una piccola azienda artigiana, la Scarpa di Asolo, trasformandola in una realtà leader del settore della calzatura da montagna. Parisotto aveva 98 anni ed è proprio l'azienda a darne comunicazione della sua morte, un pioniere, un visionario, un uomo che ha fatto di Scarpa la sua ragione di vita, si legge nei profili social dell'azienda. Il suo segno ha ispirato generazioni di appassionati in tutto il mondo, un'eredità da portare avanti da parte dei figli Sandro e Cristina. Parisotto era nato nel 27 a Coste di Maser. La sua scomparsa segna la perdita di un grande protagonista dell'industria veneta. È stato il commento della presidente di Confindustria Veneto Est, Paola Carrone, un modello di impresa capace, autentico, fortemente radicato nel territorio e al tempo stesso in grado di guardare lontano. I funerali si svolgeranno oggi, svolti oggi alle 10 nella cattedrale di Asolo. È stato il giorno dell'addio ieri Santa Lucia di Piave ad Ottaviano Bellotto, la figura cardine, una figura di riferimento per la CGIL, il mondo politico territoriale qui del Trevigiano. Un coro di voci fuori dalla chiesa di Santa Lucia di Piave intona l'inno del partigiano. È con bella ciao che tutto il gruppo di compagni, parenti e amici di Ottaviano Bellotto hanno voluto rendergli omaggio salutandolo per l'ultima volta. Le mani si stringono, il silenzio regna sul sagrato quando la bara arriva. Dentro la chiesa è gremita. A celebrare le esequie Don Paolo, che ricorda Ottaviano, Otta, come lo chiamava chi lo conosceva bene, un lottatore instancabile, così lo ha ricordato Don Paolo. Così l'hanno vissuto tutti. Non mettendosi al centro della sua esistenza, ma cercando di mettere al centro i bisogni degli altri. Autocritico anche nel modo in cui portava avanti la sua battaglia, ma senza mai smettere di combattere fino in fondo. In lui vi era dunque una speranza forte. Nelle sue parole la vita di Ottaviano, l'impegno civico, politico, sindacale. Entrato giovanissimo nel Partito Comunista, ha affiancato il lavoro in fabbrica con l'impegno alla CGIL. È proprio il sindacato a volerlo raccontare come un vero compagno. Lui amava la diversità nel confronto, nel dialogo, cioè sapeva che un'idea non può essere da sola, ma anche quando è diversa può essere accolta per cercare di attivare tutti quei processi che la politica determina per il bene delle nostre comunità. E su questo Ottaviano è stato molto coerente nel lavoro e nel sindacato. Pubblicità tra poco. Durante il percorso di ognuno ci sono salite, discese, colpi di fortuna e momenti difficili. Ma non siamo soli. Incontri, scambi e relazioni interagiscono con il nostro destino. Donando il tuo tempo ad un'altra famiglia, riduci i processi di esclusione sociale e diffondi una cultura di solidarietà nel tuo territorio.
Famiglie in Rete intesse relazioni tra persone che si impegnano per il benessere della comunità. Tutti possono partecipare e diventare parte di Famiglie in Rete. I volontari aprono le porte della propria quotidianità regalando piccole esperienze significative ai bambini e ragazzi della zona. Gli incontri mensili di rete negli spazi dei comuni aderenti sono la base del progetto. Il lavoro sinergico tra assistenti sociali del comune e l'equipe di educatori garantisce un sostegno efficace e continuo ai volontari. Agli incontri Rete Aperta troveremo insieme la tua formula di partecipazione. Aiuto ai compiti, accompagnamento a scuola o ai centri sportivi, attività di svago o culturali, un caffè con i genitori, a casa o in luoghi atteccari all'interno del tuo comune, da soli, in coppia, con altri bambini o con altri adulti di Famiglie in Rete. Quando il bisogno incontra la tua disponibilità, offri il tuo contributo. Gli operatori organizzeranno un appuntamento fra famiglia e volontario, durante il quale verrà stretto un accordo di corresponsabilità. Il comune stipulerà delle formule di assicurazione a sostegno dell'attività. Chi accoglie non sostituisce le funzioni educative dei genitori, ma le supporta, generando confronto tra gli adulti coinvolti e accompagnando i ragazzi nel loro percorso di crescita. Gli operatori e il gruppo di volontari ti sosterranno nell'esperienza in un clima di confronto, aiuto e crescita personale. Aiutaci anche tu a creare una comunità attiva e a diffondere una cultura di solidarietà nel tuo territorio. Visita il sito Famiglie in Rete, trova il tuo comune, contatta l'operatore dedicato alla tua area o compila il form online e rimani aggiornato sui prossimi incontri. Famiglie in Rete, creiamo relazioni, costruiamo un futuro più equo insieme. Partecipa ora e fai la differenza nella vita di chi ti sta vicino. Siamo tornati in diretta, questo il progetto spiegato in breve, parliamo di Famiglie in Rete, parliamo di progetti dedicati a rafforzare i legami di comunità, ma soprattutto aiutare giovani, ragazzi, famiglie e tutto il territorio alla coesione. Sono con me in studio Gloria Tesarolo, assessora al sociale, le politiche sociali del Comune di Treviso, e Mauro Gazzola, presidente della cooperativa Chiricu, che si occupano di questi progetti. Gloria poi ci racconterà anche di altri progetti che ha in serbo in questi mesi così caldi. Gloria, parliamo intanto di Famiglie in Rete. Cosa abbiamo appena visto? Abbiamo visto un'ottima occasione che io spero possa stimolare tante nuove adesioni. Poi Mauro lo spiegherà molto meglio di me, entrerà nel dettaglio di quella che è l'esperienza. Noi quest'anno abbiamo deciso di rilanciare questo progetto, che in realtà è un progetto del 2008, come ATS. Cominciamo a parlare di questo ATS, dell'ambito territoriale e sociale di Treviso. Oggi il comune capofila è il comune di Treviso. È un comune capofila di 37 comuni, quindi della vecchia azienda 9. In questo caso specifico a guidare questo progetto è invece il comune di Paese, in un'ottica di corresponsabilità ma anche di unione tra comuni nel fornire nuovi servizi. Famiglie in Rete è entrato proprio un progetto storico che si è consolidato in alcuni comuni, tra i quali appunto Treviso, negli anni, e che come ATS abbiamo deciso di finanziare in modo specifico quest'anno per farlo conoscere agli altri comuni che ancora non hanno aderito, e devo dire che l'interesse è stato suscitato. In realtà è un progetto comunitario dove le famiglie supportano le famiglie in una rete di prossimità e di sostegno. Ed entriamo nello specifico, Mauro. Che cosa significa Famiglie in Rete? Che cosa significa questo progetto? Entriamo nel concreto. Sì, questo progetto valorizza la prossimità familiare. Partiamo da un presupposto che è la consapevolezza che il territorio ha una profonda ricchezza di risorse fatte di relazioni, di persone, di iniziative. Queste risorse, attivate nella maniera positiva, possono diventare un vantaggio, un aiuto e un sostegno anche per chi sta attraversando magari un momento di difficoltà. Quindi parliamo di un progetto che mette in relazione famiglie in maniera prossimale con altre famiglie. Si accoglie un'altra famiglia. Diciamo che il tutto è partito già ormai da 17 anni fa, dall'intuizione del dottor Borsellino, l'allora direttore del consultorio del distretto di Asolo Castelfranco, che ha portato ha coinvolto l'istituzione in un progetto
che punta proprio a una collaborazione stretta con 3 attori fondamentali: le famiglie, quindi il volontariato, il privato sociale, quindi in questo caso la cooperativa Chiricu nel territorio, e le istituzioni comunali, in particolare il settore servizi sociali. In questo modo si è creata una sinergia che, per dare alcuni numeri, ha dato spazio per dire quest'anno nel distretto di Asolo Castelfranco ci sono 26 comuni coinvolti, un centinaio di famiglie accoglienti e in questo momento ci sono una cinquantina di bambine, di famiglie accolti da queste famiglie. Nel distretto invece di Treviso siamo a 11 comuni, con una ottantina di famiglie accoglienti, quindi veramente un bel numero, e una quarantina di famiglie e bambini accolti in questo momento. Mauro, ci faresti un esempio concreto, ovviamente senza entrare nella privacy di chi seguite, ma in che cosa consiste? Una famiglia adesso sta e affronta tante difficoltà, lo affrontano i ragazzi nella scuola, crescendo nel sociale, li raccontiamo anche spesso i problemi legati anche all'integrazione e alla relazione con la società di famiglie e ragazzi. Nel concreto come vi muovete? Sì, allora anche qui partiamo dall'idea che la famiglia è una risorsa competente per quanto riguarda il suo compito. La famiglia è già risorsa, e quindi mette a disposizione quello che è. Quando una famiglia accoglie un'altra famiglia significa che dà la disponibilità per accompagnare il bambino a fare sport, oppure gli dà la disponibilità per andare qualche giorno nella propria abitazione per svolgere i compiti scolastici o per vivere esperienze culturali, esperienze che altrimenti sarebbe difficile in questo periodo storico, magari o per quella famiglia accolta, far svolgere al bambino. E noi sappiamo che un bambino più è al centro della comunità, più è vicino alle relazioni caldi, più avrà una crescita positiva, sana e saprà lui stesso anche diventare risorsa poi crescendo e diventando un adulto anche positivo nel proprio territorio. È un po' quello che si faceva un tempo, questa relazione anche di quartiere, di via, in cui ci si dava una mano un po' l'uno con l'altro. Manca questa cosa adesso, Gloria, secondo te? Ma va stimolata forse, manca nel senso che sono cambiate le relazioni, i rapporti, anche perché le persone cambiano città, spessissimo noi lo vediamo ad esempio col nostro servizio dello spazio famiglia o dello spazio donna, tante persone che arrivano nuove in città si rivolgono a noi per cercare di creare una rete. Ecco, questo tipo di progetto, lo dice il nome, cerca di facilitare proprio una rete e non entriamo nell'ambito delle fragilità conclamate, quindi siamo in un'ottica davvero di prossimità e si fa quello che qualunque famiglia farebbe con il compagno di classe, ecco già questa è una prossimità, quindi con l'amichetto di casa piuttosto che con il vicino. Tante volte nella fretta e nella dinamica della vita moderna si perde questa attenzione e noi cerchiamo solo di riattivarla con una guida, ecco una guida che è un supporto più che altro, poi in realtà le risorse sono tutte all'interno delle famiglie o dei single, ecco lo specifichiamo, può essere un anziano, una persona single, chiunque, un adulto che ha del tempo da poter dedicare, che vuole prendersi cura di bambini e ragazzi, può farlo e aderire a questo progetto. Lo può fare perché il progetto si adatta ai tempi di vita della persona. Mauro, come si può chiedere aiuto e come si fa a offrire aiuto in questo senso in Famiglie in Rete? Certo, Famiglie in Rete è un progetto che prevede l'adesione ad un gruppo, perché è necessario, appunto, trattandosi poi di bambini, di minori e di altre famiglie, poter garantire la sicurezza, l'assicurazione, la privacy, tutto un tema molto importante oggi. Per poter aderire ci si rivolge generalmente o se si conosce l'educatore che coordina e supporta il gruppo nel tuo comune, oppure attraverso anche la piattaforma Famiglie in Rete, come abbiamo visto prima, o in maniera importante attraverso l'assistente sociale di base del proprio comune, che è un perno fondamentale perché diciamo che ha il coordinamento, la gestione e l'organizzazione un po' del gruppo di famiglie a cui si può aderire e far parte. In questo gruppo troverai altre famiglie che fanno accoglienza, che hanno più o meno esperienza e, come diceva bene l'assessore, anche singoli, pensionati, insomma si dà spazio a tutti quanti, perché io condivido molto quello che è stato detto prima. Questa è un'esperienza naturale delle famiglie, la solidarietà.
L'unica cosa che noi facciamo in sinergia con le amministrazioni è quella di dargli spazio, di organizzarlo, perché oggi il tempo è tiranno, ne abbiamo poco e abbiamo bisogno di un'organizzazione per poter svolgere al meglio la nostra azione di volontariato. Sostanzialmente è una creazione di un welfare altro al welfare come noi lo intendiamo nella concezione contemporanea, no? Sì, meno strutturato e secondo me vincente, nel senso che forse dobbiamo un po' spostare l'occhio dalla cura, da quella che è la dinamica sempre della cura, dell'agire in emergenza, e lavorare invece sulle risorse, l'ottica del sociale, le risorse che le persone hanno. Tutti noi abbiamo risorse. Lo diceva Tina Anselmi e io sono convinta che sia così, anche chi pare possa averne meno. L'importante è affiancarlo e fare in modo che la persona trovi il suo percorso, e tutti noi abbiamo risorse da dare, perché se in realtà ci riorganizziamo e ci guardiamo un attimo le nostre giornate, ci accorgiamo che c'è spazio per gli altri, c'è spazio banalmente in auto per portare la persona, il bimbo, a fare attività. A volte viene chiesto solo questo, no? Certo. Oppure l'accoglienza, penso a casi che noi abbiamo avuto, mamme lavoratrici, e quindi il fatto di poter accogliere il bimbo che rientra con il pulmino scolastico, anziché a casa sua, nella casa della persona che aderisce al progetto, sta le 3 ore con questa persona, fa i compiti, fa la merenda come la farebbe a casa di una zia o di un nonno, e dopodiché la mamma viene a prenderlo e si dà questo spazio di conciliazione. Noi pensiamo troppo in maniera strutturata, vogliamo servizi strutturati, vanno bene, ma le risorse sono tante, dobbiamo metterle in gioco tutte, è l'unico modo per arrivare ai bisogni di ciascuno. Come cooperativa Chirico, Mauro, avete avuto tanta esperienza anche in questo senso, quali sono i feedback che vi arrivano? Beh, sicuramente ci sono famiglie che ormai storicamente hanno passato la vita in famiglie in rete a fare accoglienza. Devo dire che i feedback che arrivano ovviamente è un bel progetto perché rispetta i tempi della famiglia, anche i tempi delle famiglie accoglienti, insomma, ecco, in base alle loro disponibilità e necessità. Sicuramente ha creato un territorio, almeno dove di vita, il territorio di vita di queste famiglie che si è allargato. L'accoglienza è contagiosa. Produce altre accoglienze, produce anche simpatizzanti per il progetto e sicuramente allarga le possibilità, come veniva detto prima, anche di creatività dell'accoglienza. È fondamentale, è un progetto, ricordiamolo, che io continuo a ripeterlo, va controcorrente. In una società sempre più individuale e relegata nella propria sola abitazione, dove le risposte devono essere solo date da qualcuno di esterno, ti rende protagonista e capace anche tu, con le tue possibilità, di poter essere d'aiuto. Gloria, non solo questo progetto, tanti altri ne avete in programma. Beh sì, sarà un autunno bello denso, stiamo investendo tante risorse umane, professionali, come ricordava Mauro. Io ringrazio anche i servizi sociali di tutti i comuni, le assistenti sociali, gli amministrativi, i dirigenti che ci stanno dando una gran mano in progettazione, perché stiamo cogliendo bandi e che poi si traducono in finanziamenti. Penso ad esempio a un progetto che abbiamo in corso e sta chiudendo con un finanziamento da $500.000 per i nostri 37 comuni, che invece lavora sulle famiglie multiproblematiche, perché io spesso sento dire no, si lavora troppo in sicurezza, non si affiancano i genitori. Non è vero, noi abbiamo solo questo progetto e $500.000 è stato molto efficace, adesso vediamo anche di reiterarlo. Educare in Comune è un altro progetto che ci ha visti insieme, sempre su una fascia targetizzata con un'educativa che è andata molto molto bene, e anche qui sono €300.000, sono fondi che i comuni da soli non riuscirebbero a mettere in campo, insieme sì, condividendo anche le esperienze, che è il valore aggiunto, quindi facciamo sistema anche poi nel fare una verifica e quindi nel trasmetterci quelle che sono le esperienze a beneficio degli altri. Abbiamo però dei progetti molto molto belli, uno secondo me l'abbiamo voluto come comuni fortemente sugli schermi digitali. Abbiamo voluto lavorare in prevenzione, quindi lavoriamo sulla fascia 0-6. Abbiamo presentato proprio in queste settimane, non siamo mai fermi neanche durante l'estate, alle oltre 200 strutture educative riconosciute e accreditate dalla Regione del Veneto, quindi parlo di nidi, scuole dell'infanzia, nidi in famiglia. Abbiamo presentato questa progettualità che è una formazione specifica che verrà
erogata, un nome tra tutti, è dal MEC, con un comitato scientifico davvero molto importante, c'è Pellai, ma ci sono altri specializzati in neuropsichiatria infantile, nello sviluppo, nel neurosviluppo dei ragazzi, psicologi, pedagogisti, e lavoriamo sugli educatori, perché oggi noi abbiamo bisogno di dare le informazioni corrette ai genitori. Un caso per tutti: ci segnalano sempre più bambini che non affrontano lo svezzamento, perché quindi in struttura, quando vengono inseriti al nido, non mangiano, perché sono abituati a farlo con uno smartphone davanti. Ecco, qui dobbiamo lavorare con i genitori, c'è un programma anche per i pediatri che abbiamo già sottoposto anche all'azienda sanitaria e ai pediatri che conoscono bene. Noi lavoriamo sul nostro e quindi lavoriamo sul personale educativo. Questo per i prossimi 2 anni scolastici, per cui contiamo davvero di arrivare in maniera ramificata a dare strumenti a chi si occupa dei nostri bambini e delle loro famiglie, perché oggi essere genitore è una sfida importante. Assolutamente, non solo il digitale, anche l'educazione affettiva di cui tanto si parla e che spesso è portata avanti dai più giovani, in realtà, la volontà di avere in classe un'educazione affettiva, sentimentale e sessuale. Sì, io qui credo moltissimo nel ruolo dei consultori e anche quindi nel poter consentire ai consultori di riappropriarsi di quello che è il ruolo che da norma, dalla legge allora sempre di Tina Anselmi, è stato loro affidato. Hanno voglia di farlo, poi c'è tanto materiale, quindi non sempre c'è il tempo per poter affrontare questi temi. Lavoreremo sulle direttrici, anche in questo caso, con un progetto nostro che verrà invece portato avanti da cooperativa da Itaca. Lavoreremo sui genitori. Parleremo di affettività, di sessualità, di identità sessuale, ma anche di pornografia. Lo faremo con i genitori, e lo faremo con i genitori dei bambini di quarta e quinta elementare, che vorranno aderire ovviamente, e dei ragazzini delle medie, perché è importante che i genitori in una preadolescenza molto precoce sappiano cogliere da subito e rispondere in maniera adeguata alle domande dei loro figli. Abbiamo fatto una piccola sperimentazione che ci ha guidato verso questa via, e riteniamo che genitori preparati siano i migliori alleati poi di qualunque progettualità venga calata proposta dalle amministrazioni o dalle scuole. Dall'altra parte invece con l'azienda sanitaria arriveremo con il progetto Ti Incontro. Lì ci sarà un accesso, quindi anche qui, quando dico arriveremo, sempre nel territorio dei 37 comuni, il personale dei consultori, quindi in collaborazione con il direttore, con il dottor Micheletto e tutta la sua equipe, arriveremo in territorio, e lì ci potranno essere colloqui individuali, quindi i ragazzi potranno accedere, se over 14, anche direttamente, sotto i 14 anni con i loro genitori, e ci saranno dagli psicologi agli educatori alle ostetriche per poter lavorare con loro sui più diversi bisogni, quindi sia da quelli dell'affettività e della sessualità, che invece quelli magari sull'emozione, la gestione anche invece magari di cose un po' più gravi come bullismo e altro. E tutto questo poi va ad agire in ottica di prevenzione, ovviamente a spesso fatti di cronaca che noi purtroppo dobbiamo raccontare. Siamo giunti al termine di questa prima edizione. Voglio ringraziare innanzitutto Mauro Gazzola, presidente della cooperativa Chiricù, che si occupa anche del progetto Famiglie in Rete, Gloria Tesserola, assessore alle politiche sociali del Comune di Treviso, per averci raccontato anche tutte queste progettualità che sono in atto. Ricordo invece ai telespettatori, come sempre, dopo di noi le previsioni del tempo, appuntamento poi con la fascia pomeridiana della nostra programmazione ai telegiornali della sera. Una buona giornata, arrivederci.